Si torna a giocare al Palacus di Cagliari, il Cus in vantaggio per 10-2 nei primi 4 minuti di questo primo quarto di gioco. Un po' deludente finora Udine, con tanti errori sia a palle perse ma anche tiri sbagliati. Più concreto sicuramente il Cus, che vuole riprendere a vincere dopo 6 sconfitte consecutive. Arriva il fallo fischiato contro Rainis, il terzo, anzi il quarto fischiato contro Udine. Rimessa dunque per il Cus, che fatica a tenere palla. Poi Niola, qui c'è il netto contatto con il pallone e il piede da parte di Vincenzotti. Si riparte ancora con la rimessa per il Cus Cagliari nella metà campo offensiva. Niola, Rossi per Borsetto, ancora Rossi per Niola, si prende il tiro da 3, trova solo il ferro. Il rimbalzo di Mancabelli, che prova a guidare qui la semitransizione, trova da Pozzo sotto canestro, poi viene fermata abilmente da Lewis. Sarà rimessa per Udine. Con Mancabelli che qui prova ad attaccare la linea di fondo, trova 2 tiri liberi preziosi per Udine in un inizio di gara in cui fatica a trovare la via del canestro. Neri Lunetta può essere la risorsa giusta per Elisa Mancabelli, guardia classe 1994, la Desler Udine, che manda a bersaglio il primo dei 2 tentativi. 2 su 2 anche per lei. Torna a muovere il punteggio Udine, che alza subito la pressione fin nella metà campo offensiva per la squadra allenata da Amalia Pomiglio. Secondo anno in A2 per la compagine friulana. Cus cerca invece punti salvezza. Niola qui alza la parabola, si lotta al rimbalzo, c'è il fallo di Lewis in attacco. Ha provato a strappare il rimbalzo dopo l'errore della compagna Lewis, però viene fischiato il fallo da parte degli arbitri, che sono Andrea Bernassola di Palestrina e Lanfranco Rubera di Roma. Qui palla dentro per quanto riguarda Udine, prova ancora ad attaccare, si prende un tiro dalla media distanza, lo sbaglia. Rimbalzo però offensivo ancora di Mancabelli, che qui poi dà un bel blocco, ma c'è ancora l'errore per Rainis. Rimbalzo stavolta è difensivo con Rossi, che è già dall'altra parte, mette una bella palla per Borsetto, serie di palleggi, poi ferma il pallone, si va da Lewis. Rossi si prende il tiro da 3 con la mano in faccia di tabella, tripla di Rossi, che ha iniziato alla grande questa partita. 13-4, buona addirittura sul +9 il Cus. Qui c'è un netto fallo dalla difesa del Cus su da Pozzo mentre andava al tiro. Altri 2 tiri liberi per Udine, che è andata a segno dal campo soltanto proprio con da Pozzo. Adesso si prende 2 tiri liberi importanti. Sbaglia il secondo, 1 su 2 per la giocatrice numero 16 alla classe 1995 di Udine. Serie di palleggi di Niola dall'altra parte. Rossi ancora da Borsetto, che tiene fermo il pallone, serie di finte, poi alla fine si prende un buon tiro da 3, lo manda a bersaglio Caldaro. Canestro importante, addirittura sulla doppia cifra di vantaggio il Cus, che ha iniziato benissimo, con la voglia di vincere dopo 6 KO consecutivi. Si prende qui il centro dell'area, brutto passaggio fuori, che viene solamente deviato da Borsetto, ma ha rischiato l'ennesima palla persa di questo primo quarto qui Udine. Vincenzotti, la palla per Rainis,
serie di finte, palleggi, eccolo qui il canestro che muove un po' il punteggio. 15-7 Rossi per Lewis. Palla torna sempre dal playmaker con la maglia numero 5, ancora Borsetto, la palla che esce nuovamente fuori, Rossi, altra tripla, stavolta non riesce il tiro dalla lunghissima distanza per il capitano del CUS, che aveva segnato poco fa con la mano del difensore in faccia, aiutata anche dalla tabella. Qui poi si prende il rimbalzo difensivo dopo l'ennesimo errore in attacco per la Delser Udine. Niola, Rossi chiama il movimento delle compagne, Lewis tira molto il pallone, qui un bel blocco, poi si prende il tiro da 2, Borsetto lo sbaglia. Adesso prova ad imbastire un'azione offensiva qui Udine con la palla che gira sul perimetro, arriva però il quarto fallo fischiato a Rossi. Si ferma nuovamente il gioco, time out qui al Palacus di Cagliari. Ricordiamo il punteggio: CUS Cagliari 15, Delser Udine 7 per la 25esima giornata del campionato di Serie A di basket femminile. Piccola pausa per noi. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e a giusto prezzo. Si torna a giocare qui al Palacus di Cagliari, possesso per Udine che è sotto 15-7 contro le padrone di casa. Qui bel taglio servita Blazevic sotto canestro, arriva però un altro errore per la croata, gira palla sul perimetro il CUS, ancora Rossi, sfrutta un blocco da parte di Caldaro che se poi si prende il tiro dalla media, lo segna. Torna sul più 10, massimo vantaggio CUS sulla doppia cifra. Non sembra faticare a segnare il CUS. Qui non fatica Udine, canestro facile per Blazevic dopo l'errore difensivo da parte delle Cussine. Qui serie di finte per Ridolfi, è entrata in campo al posto di Lewis. Qui rischia la palla persa a Borsetto, Niola si può prendere un tiro da 3 aperto, forse il palleggio di troppo permette alla difesa di recuperare, e poi la tripla conseguentemente è sbagliata. Qui lavora sotto canestro, raddoppiata Vincenzotti che segna, subisce il fallo e va in lunetta per un tiro libero supplementare. È riuscita a guadagnare il massimo da quella situazione, mentre coach Sciascia chiama un altro cambio, fuori Rossi. Segna anche il tiro libero supplementare Vincenzotti. Tratta in campo Sorrentino al posto di Rossi, eccola qui subito servita. Sorrentino prende la linea di fondo, poi la ributta fuori, serie di palleggi e finte, gira palla sul perimetro, alla fine un tiro aperto per Ridolfi, leggermente corto, sfiora malapena il ferro, palla buttata fuori. Qui c'è un gran recupero di Sorrentino, si lotta sul pallone, alla fine Niola riesce ad avere la meglio, contropiede, 3 contro 1 per il CUS non sfruttato incredibilmente, rimbalzo offensivo. Che occasione per il CUS con questo 3 contro 1 non sfruttato dentro l'area. Ancora mancano pochi secondi, deve tirare Sorrentino, non trova neanche il ferro e dunque palla persa. Una possibile situazione di vantaggio per
il Cus con quel contropiede non sfruttato. È arrivata poi la palla persa perché il tiro è arrivato oltre i 24 secondi, in ogni caso non aveva toccato il ferro. Si lamenta coach Sciascia con gli arbitri per questa chiamata. Il possesso resta per Udine e può andare dall'altra parte. 17-12, 5 punti da recuperare. Sta finendo il primo quarto, l'ultimo tiro non tocca neanche il ferro e dunque si va alla prima pausa di questa partita. Cus Cagliari Desert Udine sul 17-12 per il Cus. Piccola pausa per noi in attesa di riprendere qui al Palacus con il secondo quarto. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Si torna a giocare qui al Palacus di Cagliari, secondo quarto tra Cus Cagliari Desert Udine. Il Cus in vantaggio 17-12, sembra aver messo però un'altra intensità qui Udine e non a caso trova subito il canestro con Ciotola per accorciare sul -3. Grandi protagoniste del primo quarto del Cus, Rossi e Borsetto. 8 punti per Rossi, 7 invece per Borsetto. Ha faticato invece a trovare la via del canestro. Udine che è una squadra che distribuisce i punti tra tutte le sue giocatrici. Qui dall'altra parte arriva una palla persa, diversa l'intensità adesso messa da Udine dopo un primo quarto giocato a ritmi abbastanza blandi per una squadra che vuole giocarsi i playoff conquistati già matematicamente grazie all'ultimo successo a un poker di vittorie consecutive. Qui tripla per il pareggio mandata a bersaglio da Mancabelli. Importante il tiro da 3 per ritrovare subito il 17 pari, mentre c'è il fallo su Ridolfi. Stava provando ad attaccare spalle a canestro. Fuori la numero 3 Blazevic per Udine. Al suo posto Bianco. Vediamo come sfrutta il Cus questa rimessa. Palla fuori per Ridolfi. Nuovamente Borsetto gira palla sul perimetro. Sorrentino, Borsetto attacca il canestro, poi interrompe il palleggio. Il passaggio viene intercettato dalla difesa. Può andare in transizione. Qui Udine, Vincenzotti trova solo i 2 tiri liberi. Ovviamente solo tra virgolette, comunque ha la possibilità di portare per la prima volta in vantaggio Udine in questa partita dopo che è stata sotto addirittura di 10. Ma per poco non ha sperato un altro gioco da 3 punti. Sbaglia però il primo dei 2 tiri liberi il capitano di Udine, mandato a bersaglio invece il secondo tiro libero. 18-17, eccolo qui il primo vantaggio per la formazione ospite sul Cus Cagliari, che aveva iniziato alla grande il primo quarto, poi nel secondo invece non ha ancora trovato la via del canestro. Sempre ferma 17. Sorrentino, grande protagonista all'andata con 18 punti che però non sono bastati al Cus per espugnare il palazzetto di Udine. Eccolo qui il primo canestro
del secondo quarto, mette a segno Niola. Torna in vantaggio il Cus sul 19-18, gira il pallone per Udine, c'è un buon tiro da 3 mandato a bersaglio da Vicenzotti, altro vantaggio stavolta sul +2 per Udine, con una tripla importante del capitano Sorrentino. Attacca con la mano sinistra, Borsetto, finta di passaggio, poi va da Niola che attacca in terzo tempo, viene però stoppata dall'altra parte Udine. Mancabelli con Sorrentino, eccola qui Vicenzotti, la palla gira ancora, un tiro da 3 sempre più o meno da quella posizione, stavolta però è sbagliato da Ciotola. Gira il pallone dall'altra parte il Cus, Sorrentino palleggia in mezzo alle gambe, attacca di mano destra, trova un gran canestro con l'aiuto del tabellone, parità 21. C'è una partita al Palacus, e che partita per la 25esima giornata del campionato D2 di basket femminile. Qui il tiro dalla media distanza mandato a bersaglio ancora da Vicenzotti, grande protagonista in questo secondo quarto. Il capitano ha permesso il ritorno, la rimonta di Udine. Questi primi 4 minuti neanche giocati nel secondo quarto. Borsetto, Niola, serie di palleggi, prova finta ad attaccare il centro area, poi si va da Sorrentino che trova, anzi viene fischiato in frazione di passi. E palla persa e time out chiamato dal Cus. È terminato il secondo time out chiamato da coach Federico Sciascia in questa partita. Il primo del secondo quarto ne aveva chiamato uno anche nel primo, non è però una buona uscita difensiva dal time out. Mancabelli era sola sotto canestro, però c'è un gran recupero dalla difesa, palla recuperata da Lewis, ritornata in campo la pivot con passaporto inglese ma nata in Neozelanda. Qui prova ad attaccare Niola, viene fermata fallosamente dalla difesa, si conquista 2 tiri liberi, anzi no, viene fischiato per gli arbitri, non era ancora cominciato il movimento di tiro e dunque sarà rimessa per le Cussine con Niola che va a servire direttamente Mancabelli, può andare facilmente a canestro, anzi no, perché c'è il ritorno di Lewis, anche se non sembra aver sporcato il tentativo di Ciotola, poi alla fine ci prova Sturma, sbagliato anche il suo tentativo dopo una bruttissima palla persa su rimessa da parte del Cus. Eccolo qui, è tornata in campo Rossi, grande protagonista nel primo quarto, il capitano del Cus. Il capitano invece di Udine è stata protagonista nel secondo con 9 punti realizzati fin qui. Altro fischio arbitrale, c'è un cambio per Udine, fuori Mancabelli, dentro Romano. Qui Rossi, subito palla dentro, gira sul perimetro, Lewis prova ad attaccare, toccata la linea di fondo ma c'è il fischio, fallo fischiato quindi in favore dell'ala del Cus. Vediamo come sarà battuta questa rimessa. Ancora Niola, non c'è nessuno fuori ancora per Rossi. Questa situazione aveva perso il pallone, poi il Cus stavolta non è così. Sorrentino sbaglia il palleggio, arresto e tiro entrando in area. Romano per Bianco, prova a lavorare sotto canestro, c'è il fallo però in attacco parte di Bianco, canestro non valido e quarto fallo per le ospiti. Bianco lascia anche il campo, torna dentro la croata Blazevic, l'unica straniera per la Desler Udine. Rossi gira ancora il pallone, Niola
dopo la serie di palleggi di Caldaro. Adesso è Sorrentino che viene stoppata con recupero da parte della difesa di Udine in semi-transizione. Qui serie di passaggi, c'è il fallo fischiato, ma sembrava effettivamente, come chiama pubblico e panchina, l'infrazione di passi, che però non viene sanzionata. Invece ci saranno i 2 tiri liberi per Blazevic, che è tornata in campo guadagnandosi quindi questi 2 tentativi dalla lunetta. A bersaglio il primo, dentro anche il secondo, solo rete. 21-25 più 4 per Udine. Sta giocando un gran secondo quarto, al contrario invece del Cus, che fatica a trovare la via del canestro. Rossi, pericoloso cambiolato, cercare Sorrentino in angolo. Cambio per coach Sciascia. Fuori Caldaro, dentro nuovamente Ridolfi. Rossi, servita da Niola, eccola qui la palla per Sorrentino. Rossi, Niola, ancora per Rossi, finta di passaggio, poi palleggia, resta e tira al centro dell'area, sbagliato, conquista il rimbalzo Ridolfi, conquista anche il fallo e il quinto sanzionato contro Udine. Ci saranno dunque 2 tiri liberi per la numero 3 Giulia Ridolfi. Solitamente parte in quintetto, oggi gli ha lasciato il posto a Lewis, ma riesce comunque, può dare comunque il suo apporto dalla panchina. Sbaglia il secondo tiro libero, gran rimbalzo offensivo conquistato poi da Sorrentino, poi il nuovo tentativo di Ridolfi è sbagliato. Deve essere una giocata importante per accorciare sul -1, resta invece sul -3 e tornano ad essere 5 i punti a separare le 2 squadre, stavolta però in favore di Udine. Rossi prova ad attaccare ancora Ridolfi, resta il pallone tra le mani di Sorrentino, non sembra nascere niente di buono, anzi c'è il tiro per Rossi dopo una buona circolazione di palla, anche se non aveva portato grossissimi vantaggi nei primi secondi dell'azione. Poi alla fine si è trovato il passaggio per la tripla aperta di Rossi, che però è stata sbagliata. Qui cortissimo il tentativo da parte di Ciotola, poi il rimbalzo controllato prima dall'attacco, sul nuovo errore c'è il rimbalzo difensivo invece del Cus, con Rossi che attacca subito, va a servire Lewis, canestro facilissimo per la numero 11, 24-27, 3 punti da recuperare, si accende la partita per qui al Palacus tra Cus Cagliari e Desder Udine. Gran recupero per le Cusine, c'è Ridolfi che può andare tutta sola a canestro, va a bersaglio e c'è il time out chiamato questa volta dalle ospiti sul 26-27 proprio per Udine, dopo il canestro di Ridolfi in transizione. Piccola pausa per noi. Si torna a giocare al Palacus, secondo time out in questo secondo quarto, secondo time out chiamato da Udine nella partita dopo il canestro subito in transizione da Ridolfi, che ha riportato il Cus Cagliari sul -1. Il possesso per Udine, l'ottima difesa però del Cus permette di recuperare un altro pallone. Sorrentino subito dall'altra parte, Eurostep per lei, sbaglia però la numero 6, prova il tap out qui Lewis, in qualche modo riesce, si lotta sul pallone, palla contesa,
Rischiato la palla persa qui il Cus dopo l'ottimo recupero difensivo. Alla fine palla contesa e il possesso che resta per il Cus con Niola che batterà questa rimessa mentre Sciascia chiama il cambio. Fuori proprio Niola. E dunque a battere andrà Ridolfi. Viene servita Caldaro, appena entrata il pallone tocca il ferro, il tabellone in ogni caso esce fuori dal campo. Palla persa quindi per il Cus che resta sotto di 1 con 2 minuti e 8 da giocare prima dell'intervallo lungo. Udine dall'altra parte, Romano tiene fermo il pallone contro a Sorrentino, va a servire Sturma, poi palla fuori per Ciotola, ne nasce un buon tiro per Vicenzotti, lo sbaglia però la giocatrice che era in realtà Sturma per Udine, non Vicenzotti, che ha già preso possesso qui. Gran numero di Ridolfi che manda a sedere Ciotola, non ne nasce un vero e proprio vantaggio. Alla fine Luis attacca il canestro, viene fischiato un tecnico. Intanto alla panchina del Cus infatti c'è il tiro libero per Udine. Protestava coach Sciascia su quella situazione. A bersaglio il libero di Vicenzotti e poi si resta lì con il possesso per Udine. Sturma per Ciotola, poi si va da Romano, dall'altra parte Vicenzotti, ancora Romano, Ciotola gira il pallone. 13 secondi sul cronometro dei 24. Ciotola, Vicenzotti qui regala il pallone alla difesa del Cus, altra palla persa, un po' forzato qui il passaggio dentro l'area mentre Lewis prova ad attaccare, costretta però a interrompere il palleggio dalla buona difesa di Udine, mentre Sorrentino qui alla fine riesce a trovare il fallo e Ciotola averlo commesso sulla numero 6 del Cus, che come dicevamo è stata grande protagonista all'andato, 18 punti, sono stati anche 12 punti e 9 rimbalzi da parte di Caldaro, non sono però bastati al Cus, con Udine che è riuscita poi ad imporsi per 57-48. 16 punti furono firmati da Vicenzotti. Sta giocando un'altra grande partita qui al Palacus, mentre coach Sciascia continua a protestare e viene allontanato dagli arbitri. Secondo tecnico fischiato della partita, fischiato all'allenatore del Cus Cagliari, che è costretto quindi ad abbandonare il parquet del Palacus. Ci saranno dunque i tiri liberi per Sorrentino. Sbagliato il primo. Bersaglio il secondo e poi si va dall'altra parte. Con Vicenzotti che fischierà tirerà l'altro libero per il tecnico fischiato alla panchina del Cus. E poi il possesso dopo questo secondo tentativo per Vicenzotti, che manda a bersaglio. Okay. Dopo questi due tiri liberi segnati da Vicenzotti ci sarà il possesso per Udine. 30-27 il punteggio dopo questi 4 tiri liberi
uno sbagliato da Sorrentino, tutti gli altri 3 mandati a bersaglio da Sorrentino e poi i 2 per il tecnico Vicenzotti. Qui arriva un altro fischio sempre a favore di Udine su Pontoni. Fallo su tiro e dunque 2 tiri liberi anche per Elisa Pontoni, pivot classe 1998. Sbaglia però il primo dei 2 tentativi. Bersaglio invece il secondo. Si ferma il gioco per un altro cambio con Caldaro che va a prendere il posto di Lewis. Borsetto, Caldaro nuovamente per Borsetto, lei la playmaker senza Rossi. Fallo su Ridolfi, altri tiri liberi stavolta in favore del CUS con Ridolfi. Cronometro che si è fermato spesso in questo ultimo minuto del secondo quarto. Sbaglia in maniera anche beffarda il primo dei 2 tentativi Giulia Ridolfi, con il pallone che viene letteralmente sputato dal ferro. Decisamente più impreciso invece il secondo tiro. 0 su 2 per Ridolfi, 24 secondi a disposizione per entrambe le squadre per concludere questo quarto. Palla deviata dalla difesa e possesso che resta dunque in favore di Udine. 21 secondi da giocare, serie di palleggi, poi per un pelo non recupera il pallone Borsetto, riesce ad andare dall'altra parte, l'errore, poi il rimbalzo proprio di Borsetto che va sfiorato il recupero. Ultimi 7 secondi a disposizione del CUS per un ultimo tiro, cade in terra, non c'è fallo su Sorrentino, si va all'intervallo lungo sul 27-31 per Udine qui al Palacus di Cagliari. 25esima, lo ricordiamo, giornata del campionato di A2 di basket femminile. Espulso anche coach Sciascia nel corso del secondo quarto. Pausa per noi in attesa di tornare qui al Palacus per il commento del secondo tempo tra CUS Cagliari e Udine. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e a giusto prezzo. Si torna a giocare secondo tempo al Palacus di Cagliari tra il CUS Cagliari e Udine. In vantaggio gli ospiti per 31-27, espulso anche coach Sciascia nel secondo quarto. C'è subito il recupero qui per il CUS con Ridolfi in campo nel quintetto iniziale al posto di Lewis rispetto a quello scelto nel primo quarto da coach Sciascia. Stiamo dicendo appunto espulso, quindi intanto viene fischiato il fallo a Niola. Il primo fallo dopo neanche 30 secondi di gioco del secondo tempo. Il secondo personale per la giocatrice numero 3. C'è Andrea Ghiani a dare le direttive dalla panchina del CUS dopo il doppio tecnico fischiato a Sciascia. Qui c'è un altro recupero da parte della difesa del CUS che non forza la transizione. Rossi per Ridolfi, palla consegnata a Borsetto, 6 rimbalzi ma 0 punti nel suo primo tempo. Ridolfi prova ad attaccare la linea di fondo, finisce con perdere il pallone, non c'è il fallo, riesce comunque Mancabelli a servire la propria compagna per mettere
alle sue compagne di andare dall'altra parte. Non c'è fallo neanche su questo tiro di Da Pozzo. Palla schiacciata per terra di Borsetto. Caldaro poi va a servire proprio Ridolfi. Primo canestro nel secondo quarto, nel terzo quarto in questo secondo tempo per entrambe le squadre. Prova a girare palla sul perimetro, alla fine arriva la tripla di Vincenzotti che non trova però la via del canestro. Palla esce, possesso Cus, con il palla Cus che prova ad accendersi per far ritornare alla vittoria le giocatrici di coach Sciascia, che dà le sue direttive dalla tribuna. Ricordiamo, espulso per un doppio tecnico nel corso del secondo quarto. Niola va a servire Ridolfi, anzi Caldaro, che però è raddoppiata. Ridolfi è già dall'altra parte nel tentativo di stoppata su Rainis. Arriva però il fallo della stessa Ridolfi, non trova il pallone. Già il secondo fallo fischiato al Cus Cagliari nel corso di questo terzo quarto di gioco. Rainis, tiro libero a bersaglio, tiri liberi che hanno caratterizzato soprattutto il finale del secondo quarto, tra tecnici e falli da ambo le parti. Del protagonista sicuramente Vincenzotti con 12 punti, che ha ripermesso a Udine di tornare di passare per la prima volta avanti dopo un primo quarto in cui è andata sotto addirittura di 10. Bel blocco di Ridolfi, palla per Borsetto, poi Niola, Rossi. Stanno per finire il cronometro dei 24, costretto al tiro, non trova il ferro e dunque possesso per Udine. Attacca la Delser con Rainis che porta palla nella metà campo offensiva, poi il pallone per Pontoni. Attacca qui il ferro Blazevic, la croata, che porta sul più 6, 35-29 a favore della Delser Udine. Ridolfi raddoppiata al centro dell'area, c'è il fallo però fischiato a favore della numero 3. Si resta dunque in avanti con 14 secondi sul cronometro dei 24, 7-12 da giocare. Il Cus vuole restare in partita per provare a giocarsela fino all'ultimo contro la settima forza del girone nord A2 di basket. Qui rischia più volte la palla persa, alla fine Niola con forza, con orgoglio, il canestro di Niola. Poi alla fine c'è il tocco fuori dal campo di Rossi, è sfiorata qui la palla persa. Udine, se non fosse stato per quel tocco di Rossi già fuori dal campo, sarebbe palla per il Cus, e invece Udine ha la possibilità di restare avanti. Manca Belli, bel passaggio per Vincenzotti, poi ribalta tutto per la tripla di Blazevic, tiro corto, può guidare la transizione Borsetto, preferisce aspettare, poi arriva da dietro, imboscata da parte di Mancabelli, già dall'altra parte da Pozzo che fallisce il layup. Sale il ritmo, Rossi preferisce rallentarlo, tanti palleggi per la numero 5 che chiama lo schema offensivo. Niola per Borsetto, per Rossi adesso che prova ad attaccare, raddoppiato il capitano del Cus e trova qui un gran canestro appoggiandola al vetro. Il Cus è vivo sul -2, 33-35. Mancabelli si resta sul lato destro del campo. Mancabelli, posizione centrale, passaggio per Blazevic che sbaglia da sotto e poi arriva il fallo della stessa croata che non è riuscita a controllare il rimbalzo, mentre c'è il cambio proprio fuori Blazevic
dentro Pontoni. Niola, Borsetto, Niola, e poi alla fine il Cus riesce a far arrivare il pallone a Rossi, pressato già nella metà campo, intensità difensiva che si alza, tanto che gli arbitri sono costretti a fischiare un fallo lontano dalla palla da Pozzo, rimessa in zona offensiva per il Cus. Rossi va a servire Ridolfi, palla per Niola, serie di palleggi della numero 15, palla rischiosa nuovamente per Rossi che è già dall'altra parte, palleggio, arresto, tiro al centro dell'area, solo rete, pareggio a 35, sale in cattedra Rossi e il Cus torna in parità mentre viene fischiato il fallo a Vicenzotti dall'altra parte. Altro cambio per Udine, fuori proprio da Pozzo, dentro Sturma, ed è la stessa Sturma che va a battere. Ancora la palla che gira sul perimetro, alla fine manca Belli per Sturma, tiro da 3 dall'angolo, corto sul primo ferro, controlla il rimbalzo Caldaro, Rossi, poi Niola, eccola qui Rossi, chiama come sempre lo schema, la playmaker del Cus, prova ad uscire dai blocchi Borsetto, buon taglio di Niola, raddoppiata sotto canestro, non c'è fallo, si deve prendere il tiro Caldaro con tanto spazio, la palla che rimbalza sul ferro e poi esce, lotta sul pallone Niola, finisce però con commettere fallo, mentre Ghiani dalla panchina dà indicazioni alle sue giocatrici, vista l'espulsione di Sciascia. Mentre viene fischiato un time out con 4 minuti e 54 secondi da giocare nel terzo quarto di questa 25esima giornata di A2, Cus Cagliari e Desler Udine sul 35 pari. Si torna a giocare al Palacus di Cagliari, parità sul 35 tra Cus e Desler. Grande protagonista Rossi nel terzo quarto, è arrivata a 11 punti il capitano del Cus, che qui difende bene sul tiro di Rainis, il rimbalzo difensivo controllato dal Cus che può andare dall'altra parte. Niola, Borsetto proprio per Rossi che prova ad attaccare, si conquista 2 tiri liberi preziosissimi che possono riportare avanti il Cus. Quarto fallo fischiato anche contro la Desler Udine. Qui Rossi sta letteralmente trascinando le sue compagne. Playmaker classe 1988, qui sbaglia il primo dei 2 tiri liberi. Va a bersaglio il secondo. 51%. Prima di entrare in questa partita la percentuale di Rossi ai liberi confermata anche da questo 1 su 2. Prova qui Vicenzotti, non c'è fallo in attacco, trova un gran canestro che riporta avanti 37-36. Le due squadre sono lì, se la giocheranno presumibilmente anche nel quarto quarto. Rischia la palla persa che poi diventa tale Borsetto, scivolando fuori dal campo e buttandola addosso all'avversaria, non riesce però, e qui trova la stessa giocata Ridolfi, riesce questa volta la numero 3, possesso Cus, cambio fuori Borsetto, dentro Sorrentino, con Borsetto che dà indicazioni alla compagna di squadra che sta prendendo il suo posto in campo. Niola a guidare dall'altra parte
il possesso per il Cus, passaggio deviato, Sorrentino riesce a farlo comunque su e segna in avvicinamento al canestro, si scontra però con Niola, attenzione, in superiorità numerica, riesce ad attaccare, ma attenzione perché c'è un infortunio di Sorrentino, fischio immediato degli arbitri, Sorrentino si tocca la caviglia dopo lo scontro con Niola. Vediamo se riuscirà a farcela la numero 6, fischio degli arbitri con Udine che non è riuscita a approfittare della transizione in superiorità numerica. Sorrentino ha segnato un gran canestro, poi si è scontrata con la compagna, sembra però farcela, zoppica un po', ma resta in campo Giulia Sorrentino. Rossi a guidare adesso il possesso del Cus in vantaggio 38-37, prova a giocare il pick and roll Rossi con Ridolfi, alla fine si va da Caldaro, buon blocco da parte della numero 8, il tiro di Rossi è sbagliato ma poi Caldaro conquista il rimbalzo offensivo, c'è fallo in 3 addirittura a chiuderla, finisce con il fallo e dunque vediamo se potrà andare in lunetta la numero 8, mentre qui chiede di pulire il campo proprio dove c'è stato lo scontro tra Sorrentino e Niola nell'azione precedente, mentre ne approfitta Pomiglio per un cambio, torna in campo Bianco, lascia il posto Pontoni, Bianco, Sturma, Rainis, Mancabelli e ovviamente il capitano Vincenzotti, il quintetto scelto da Pomiglio per questi ultimi 3 minuti e 5 secondi del terzo quarto di gioco qui al Palacus. Bersaglio il primo dei 2 tentativi da parte di Eugenia Caldaro, fa 2 su 2 sul più 3 qui dunque il Cus. Sturma, grande qui transizione che coglie impreparata la difesa del Cus. Rainis saltato alla pressione offensiva, tutto troppo facile per la numero 21 che appoggia facilmente al tabellone. Udine che va sul -1, Rossi, c'è Sorrentino, tiro dalla media sbagliato, rimbalzo di Bianco, dall'altra parte Sturma chiude Ridolfi, un altro possibile canestro facile, Vincenzotti per Rainis, non si prende il tiro da 3, preferisce andare dentro da Bianco, poi cade qui la compagna servita, taglio che aveva tagliato verso canestro, non c'è fallo però su Mancabelli, palla persa, protesta proprio Mancabelli, l'arbitro gli spiega la sua decisione e poi va anche a confrontarsi con coach Maria Pomiglio. Sorrentino con fatica sulla pressione di Rainis, alla fine rischia veramente tantissimo, la palla persa anche su questo raddoppio. Rossi prova ad attaccare, serie di finte, alla fine Sorrentino poteva prendersi un tiro da 3, preferisce avvicinarsi, il tiro da 2 è contestato, c'è però la palla persa, doppio palleggio fischiato dagli arbitri. E il Cus che può restare lì 2 minuti dalla fine di questo terzo quarto, 40-39, lo ricordiamo il punteggio, 2 minuti esatti per concludere il penultimo quarto di gioco. Rossi per Ridolfi, Niola che guida le compagne, qui Sorrentino prova ad avvicinarsi a canestro, chiude bene la difesa, salta il passaggio, il tiro da 3 cercato e segnato da Giulia Ridolfi, è una grande tripla che permette al Cus di portarsi con 2 possessi di vantaggio, vuole rispondere con una tripla Udine, viene però fallita da Mancabelli, raddoppiata addirittura nella sua area. Caldaro riesce ad uscire dal pressing, attenzione a Rossi che può andare in 1 contro 1,
palla rischiosa per Sorrentino che riesce comunque a controllarla, poi palla fuori per Caldaro e qui time out obbligatorio chiesto da Udine. 43-39 per il CUS, 1 minuto e 14 alla fine del terzo quarto, piccola pausa per noi. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Si torna a giocare al Palacus, ultimo minuto, qualche secondo in più per concludere questo terzo quarto. 45-39 il punteggio, 6 addirittura i punti di vantaggio per il CUS Cagliari che si è riportato in avanti in questo terzo quarto. L'errore qui di Ciotola avvicinandosi al canestro, ultimo tocco della difesa del CUS, può restare in zona offensiva Udine. 52 adesso il secondo a disposizione della squadra di Pomiglio, che ha chiamato il time out dopo l'ultimo parziale che ha permesso al CUS di portarsi sul 45-39. Gira il pallone sul perimetro, alla fine sbaglia il passaggio, non riesce nel controllo Ciotola, la tocca a malapena, tanto basta per regalare il possesso al CUS Cagliari, mentre è pronta a rientrare da Pozzo per la squadra ospite. Ridolfi, passaggio consegnato per Rossi, netta qui infrazione però di passi dopo il passaggio, ricevuto il pallone senza palleggiare, palla persa banale per il CUS Cagliari. 31 secondi da giocare, fuori Capitan Vincenzotti, dentro da Pozzo, Mancabelli per Ciotola, Mancabelli proprio per Ciotola, il tiro dalla media sputtato dal ferro Mancabelli e poi il recupero, il gran recupero di Sorrentino. Poi ultimo possesso verosimilmente per il CUS Cagliari che prova ad attaccare. Rossi qui ne salta addirittura due, appoggia al vetro, un grandissimo canestro di Rossi. 47-39, finisce così il terzo quarto, il CUS avanti di 8 lunghezze sulla Denser Udine. Ultima pausa per noi, poi quarto qui al Palacus tra CUS Cagliari e Udine. Ultimo quarto qui al Palacus di Cagliari, lo ricordiamo, la 25esima giornata di A2 di basket femminile. Il CUS Cagliari ospita la Denser Udine e guida sul tabellone per 47-39, grande protagonista Chiara Rossi, mentre cerca la tripla Caldaro per allungare ulteriormente e riportarsi sulla doppia cifra di vantaggio. Tiro però è sbagliato, il massimo vantaggio è proprio di 10 nel primo quarto, poi c'era stata la rimonta di Udine. Terzo quarto completamente a favore CUS, adesso Udine però deve riprovare la rimonta per evitare di interrompere la striscia di 4 vittorie consecutive. Vuole invece interrompere quella di 6 KO consecutivi il CUS Cagliari, che adesso guida il possesso con Niola. Palla nuovamente per Borsetto che sfrutta il blocco di Ridolfi. Era Sorrentino che ha fallito il tiro qui lungo sul secondo ferro. Caldaro in difesa qui, l'ultimo tocco è di Ridolfi, fermata da Pozzo che ha provato ad andare forte vicino a canestro.
alla fine buona difesa da parte del Cus, palla nell'angolo per Sturma, incredibile il tiro che esce letteralmente dal ferro su questa rimessa, troppo libera in angolo Sturma. Niola, come sempre lei a battere le rimesse, come sempre invece Rossi a guidare il possesso per il Cus Cagliari. Gira adesso la palla sul perimetro, Niola vuole sfruttare il blocco di Caldaro, alla fine pick and roll che quasi esce e poi alla fine palla contesa, al possesso resta per Udine, mentre ci sono due cambi chiamati dalla panchina del Cus, guidata in questo momento da Ghiani. Ricordiamo l'espulsione di Sciascia. Tornano in campo Borsetto e Lewis, che con Rossi, Ridolfi e Caldaro compongono il quintetto per le padrone di casa. Intanto Bianco, e poi la deviazione, giocata importantissima in difesa da parte di Borsetto, che poi va a servire Rossi. Ennesimo recupero della partita per il Cus Cagliari. Serie di palleggi alla fine Borsetto, Rossi, vediamo se cerca l'azione personale, addirittura chiusa da due, riesce con un gran numero ad andare al tiro, sfortunata qui però il capitano del Cus con la palla che esce dal ferro. Il punteggio che resta sul 47-41, buon tiro per Vincenzotti, corto sul primo ferro, si lotta al rimbalzo, alla fine ancora palla contesa e stavolta il possesso è per il Cus. Tanto cambio per le ospiti, fuori Ciotola, dentro Rainis. Rossi a guidare il possesso, poi Borsetto, serie di palleggi in mano sinistra, poi si va da Lewis, passaggio consegnato per Rossi che vuole il blocco di Caldaro. Eccolo qui, alla fine Borsetto pensa un attimo al tiro, poi preferisce avvicinarsi, sbaglia però l'appoggio, altro errore al tiro di Borsetto, che però sta dando una grandissima mano in fase difensiva al Cus. Bianco si prende il tiro da due, lo sbaglia, il rimbalzo l'ennesimo di Borsetto, poi Rossi, ancora palla nelle mani della numero 7 Rossi, tanto spazio per il tiro da 3, lo sbaglia questa volta Chiara Rossi. Dall'altra parte Udine con Vincenzotti, servita al centro dell'area, sbaglia il tiro, il rimbalzo di D'Apozzo, ancora sfortunate qui le giocatrici friulane, il pallone controllato da Rossi. 6 minuti e 20 secondi da giocare, 47-41. Il blocco di Caldaro, Borsetto costretto a interrompere il palleggio, palla per Rossi, ultimi secondi, deve tirare il Cus, lo fa Borsetto, non trova il ferro però, forzato il tiro dalla numero 7. Possesso che passa dunque alla Delser Udine, visto che il tiro allo scadere dei 24 da parte di Borsetto non aveva trovato nemmeno il ferro. Andiamo Udine come vuole attaccare la difesa schierata del Cus. Rainis cerca ancora questa triangolazione, palla che gira sul perimetro, si va a giocare dal lato opposto, addirittura triplicata, quadruplicata quasi. Vincenzotti sotto canestro, ne nasce un tiro di Rainis, ancora palla contesa e stavolta la terza di questo quarto, stavolta il possesso è per Udine, che può restare in avanti, mentre Lewis si lamenta delle gomitate ricevute dalle avversarie. Quinta partita per l'inglese, arrivata il 28 febbraio da l'anno scorso a Kent State University. Arriva qui invece il canestro di Vincenzotti, 43-47,
sul meno 5. Adesso Udine, un parziale di 4-0 nella prima metà del quarto. Rossi qui raddoppiata, non sa cosa fare, la deviazione di Luis, gran giocata difensiva di Udine, time out chiamato da Chiani sul 47-43 per il CUS. 5 minuti e 15 ancora da giocare per terminare questa partita, piccola pausa per noi. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e a giusto prezzo. Ultimi 5 minuti e 15 secondi da giocare al Palacus tra CUS Cagliari e Denser Udine, con il CUS che è avanti 47-43, ma il parziale di 4-0 in questo quarto. Qui Vicenzotti per accorciare ancora le distanze, da 3 sbaglia il rimbalzo di D'Apozzo, la stoppata di Luis. Si resta in zona d'attacco per Udine, che ha sprecato il vantaggio accumulato nel secondo quarto, andando sotto anche di 8. Qui il tiro corto sbagliato da Udine, il rimbalzo per il CUS che non ha ancora segnato in questo quarto. 4 minuti e 40 abbondanti per concludere la partita. Rossi per Luis, che ha tanto spazio per prendersi il tiro da 2, un tiro libero in movimento che l'inglese non sbaglia. Eccolo qui il primo canestro del quarto per il CUS Cagliari, che permette di avere un vantaggio nuovamente rassicurante. Sturma da 3, ci prova, lo sbaglia la numero 11, il rimbalzo è di Rossi. Borsetto non vuole la transizione, non vuole accelerare troppo il ritmo per questo finale di gara. Ancora Rossi al centro dell'area, Ridolfi che fatica a controllare, poi Luis riceve, c'è il fallo fischiato a favore della numero 11, mentre arrivano i cambi per Udine. Dentro Mancabelli e Blazevic, escono Vincenzotti e Bianco. Torna dunque dentro la croata, fuori Vincenzotti, migliore realizzatrice per Udine. Rossi invece sta dominando per il CUS, finta di blocco di Luis che poi va a ricevere palla proprio da Rossi, costretta qui a un tiro cortissimo, il rimbalzo di Ridolfi che tira, sbaglia, ma c'è il fallo e dunque 2 tiri liberi per Giulia Ridolfi, la pivot classe 1994, mentre va fuori anche Sturma per Udine. A bersaglio il tentativo, 50-43 il punteggio in favore del CUS, che resta poi tale perché sbaglia il secondo tentativo Ridolfi. Cenzotti, Blazevic qui cerca il ribaltamento, Rainis alla fine prova a costruire un buon tiro ma vuole avvicinarsi a canestro. Udine vorrebbe l'infrazione di passi di Luis, c'è invece il fallo fischiato a favore di Blazevic. Qui la numero 3 croata potrà andare in lunetta con 2 tiri liberi molto importanti. Un 7 attualmente i punti di vantaggio del CUS, si lamenta anche Ghiani, che ricordiamo sta guidando dalla panchina il CUS dopo l'espulsione di coach Sciascia. Sbaglia il primo tiro
libero Blažević. Pulito invece il secondo. 50-44, 2 possessi pieni di vantaggio per il Kus, che adesso è costretto alla rimessa lunga con Borsetto. Lewis, situazione di 2 contro 1. Lewis attacca il centro dell'area con il recupero di Blažević, alla meglio la croata che difende bene sull'inglese, poi lasciata completamente sola Vicenzotti da Pozzo. Serie di passaggi che portano un nuovo tentativo per Blažević, si resta lì da terra. Mancabelli riesce a servire Blažević, il tiro da 3 mandato a bersaglio da Vicenzotti, nonostante la difesa ai limiti del regolamento di Rossi. Non c'è fallo, c'è invece però il canestro che permette a Udine di tornare sul -3, un possesso pieno di vantaggio e palla in mano per il Kus, affidato ovviamente a Rossi. Si va al centro area per Ridolfi, che sbaglia qui l'appoggio al tabellone di gancio destro. Rainis, Mancabelli per da Pozzo, che può attaccare spalle a canestro. Un altro errore, posto basso ancora per il numero 16, raddoppiata Blažević, la tiene in campo Caldaro e la recupera qui il Kus. Giocata difensiva fondamentale in questo momento della gara. Rossi, ultimi 2 minuti di gioco, è pronto a tornare in campo Sorrentino. Ridolfi, Lewis, ultimi secondi, Rossi deve tirare da 3, importante il tiro, colpisce il ferro, il rimbalzo è della difesa. Udine dall'altra parte con Mancabelli, cambio lato, il tiro da 2 sbagliato, il rimbalzo offensivo, si lotta e il fallo che viene fischiato a favore del Kus su questo rimbalzo. Fuori intanto Lewis, torna in campo Sorrentino, esce Blažević invece per Udine. Si aspetta di riprendere qui il gioco al Palacus di Cagliari, con il Kus che guida con 50-47, partita apertissima contro Udine. Ricordiamo, il Kus occupa il penultimo posto, in questo momento giocherebbe i play-out, però la distanza salvezza è lì alla portata di una vittoria, e una vittoria oggi contro una squadra che ha già conquistato matematicamente i play-off potrebbe essere importante. Qui però c'è una palla persa abbastanza banale da parte di Borsetto. 1 minuto e 30 per Udine per provare a recuperare lo svantaggio. 1 minuto abbondante di sofferenza invece per il Kus, che recupera il pallone. Poi Caldaro per Rossi, chiama il gioco, lo schema da effettuare. Arriva un fallo di pura intensità difensiva fischiato dagli arbitri. 1 minuto e 8 secondi. È ancora lunga qui al Palacus, considerando la distanza ridotta tra le due squadre. Appena un possesso pieno, 3 punti con Rossi che qui elude l'anticipo cercato da Rainis. Ancora poi la palla che torna a Rossi dopo lo scambio con Borsetto. Ultimi 5 secondi per andare al tiro, sarà costretto a farlo Ridolfi da 3. Giulia Ridolfi, importantissimo, a 1 minuto dalla fine chiama il time out Udine, 51 secondi da giocare. Che canestro di Ridolfi, con il punteggio che chiaramente è sbagliato sul tabellone, perché guida di 6 il Kus Cagliari, mentre avevano accorciato al tavolo il punteggio invece in favore di Udine sul +6. Dunque il Kus con questo time out, 52 secondi da giocare. Si può tornare a giocare al Palacus dopo il time out chiamato da Udine. 54 secondi, il tavolo oltre al punteggio ha reaggiustato anche il cronometro. La tripla cercata, forzata da Mancabelli per accorciare
ma letteralmente sbagliata, sì. Si deve ricorrere al fallo sistematico con ogni improbabilità per permettere a Udine di ritornare in partita. Altro cambio, torna indietro Ciotola. Due tiri liberi fondamentali, quelli affidati a Elena Borsetto, con il Cus che guida sul +6, sbaglia però il primo. Ancora 0 punti per Borsetto, non si sblocca neanche in questa occasione. Questo 0-2 permette a Udine di crederci ancora, nonostante i 2 possessi di svantaggio. Qui però che difesa da parte del Cus Cagliari, che intercetta anche il pallone. Può essere la giocata difensiva che decide la partita. Vediamo se si ricorrerà al fallo sistematico, non su Rossi che tiene la palla, viene raddoppiata. Poi Borsetto, Sorrentino va, attacca il canestro, conquista 2 tiri liberi che con ogni probabilità chiuderanno il match qui al Palacus di Cagliari. 16 secondi da giocare, la possibilità di realizzare, di portarsi su 3 possessi di vantaggio, anche se qui Sorrentino sbaglia il primo dei 2 tiri liberi. Sono 3 i possessi di vantaggio, 16 secondi da giocare che diventano davvero pochi in questo momento per Udine. Altro timeout chiamato però dalla panchina friulana, che cercherà il tutto per tutto. 54-47 il punteggio, 16 secondi da giocare al Palacus. Altra pausa per noi, in attesa di sapere come si concluderà questo avvincente match. Rimessa in zona d'attacco per Udine, 16 secondi da giocare, 7 invece i punti da recuperare. Deve forzare un tiro da 3, addirittura in gancio ci prova Vicenzotti, lo sbaglia e non di poco. Ci prova Ciotola, non trova neanche il ferro e probabilmente finisce così il Cus Cagliari, anche se qui perde il pallone con 2 secondi da giocare. Possesso per Udine, ma si può dire è finita. Il Cus Cagliari dopo 6 sconfitte consecutive torna alla vittoria, una vittoria fondamentale in chiave salvezza. Dopo 4 vittorie consecutive torna a perdere invece Udine, che aveva già conquistato il posto ai playoff. Ci prova con questa tripla sul finale Vicenzotti, può far festa il Palacus. 54-47 il punteggio in favore della squadra di Federico Sciascia, espulso nel secondo quarto, ma poi guidata abilmente da Chiani alla vittoria con un terzo quarto che ha permesso la rimonta delle Cussine. Poi quarto la sofferenza in difesa e alla fine questo 54-47 che premia gli sforzi fatti da Rossi e compagne, che hanno battuto una squadra comunque di alto livello che lotta per i playoff. Lo ricordiamo ancora il punteggio 54-47. È tutto da Roberto Carta qui al Palacus di Cagliari. Restate sintonizzati con le dirette di Directa Sport su Facebook. È tutto dal Palacus di Cagliari, ricordiamo per l'ennesima volta il punteggio 54-47. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.